Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, molti gli argomenti, ma cominciamo da un ricordo ancora vivo nei nostri cuori, quello di una tragedia avvenuta al Molinetto della Croda. Per questo i volontari delle Pro Loco del Veneto sono scesi in piazza a Venezia. Vediamo il servizio. Quasi 500 i volontari delle Pro Loco che l'8 agosto hanno raggiunto Venezia per incontrare il presidente Luca Zaia e chiedere una legge ad hoc che tuteli il volontariato. Un corteo silenzioso accolto in campo San Mad dal presidente della regione Veneto, al quale è stata consegnata la petizione promossa da UNPI Treviso. Un manifesto che ha raccolto 10.000 firme, nato con l'intento di sostenere la Pro Loco di Refrontolo e di porre attenzione sulla situazione in cui operano i volontari. Quindi abbiamo dato a lui le 10.000 firme raccolte per chiedere una legge che tuteli il volontariato, una legge che regolamenti le manifestazioni temporanee che oggi non c'è. Andremo avanti fino in fondo, abbiamo bisogno di regole certe che oggi non ci sono. Ben tre le generazioni che hanno sfilato tra le calli veneziane sventolando lo slogan "Io sono un volontario, non sono un assassino". Un corteo che ha incontrato la disponibilità da parte della Regione Veneto di offrire a Walter Scapol tutta l'assistenza legale necessaria per affrontare la causa che pesa sul presidente della Pro Loco di Refrontolo. Chiedo a tutti i veneti e le venete che mi stanno ascoltando affinché vadano nelle manifestazioni del Pro Loco. Non possiamo mettere sul banco degli imputati del Pro Loco perché organizzano una manifestazione dove un evento ovviamente meteorico, un'avversità climatica e una congiuntura stare negativa purtroppo ha fatto perdere la vita a 4 persone. Il nostro intendimento comunque è sostenere l'UNPLI, quindi l'Unione delle Pro Loco, su questa battaglia. È una battaglia anche di civiltà, perché se passa il principio che qualcuno deve pagare in ogni momento nel quale accade qualcosa di negativo, finisce che le Pro Loco e i nostri volontari spariscono da tutte quelle manifestazioni che sono utili al Veneto. Solidarietà dimostrata anche da parte dei 30 sindaci che hanno partecipato alla marcia indossando il tricolore e dai tanti volontari giunti da fuori regione che hanno diffuso e sostenuto la causa. Un movimento solidale che continuerà a raccogliere firme e promuovere l'iniziativa, augurandosi di ricevere l'attenzione sperata ed ottenere presto una legge che tuteli gli eventi temporanei organizzati dai volontari. È un problema di Refrontolo, ma è un problema di tutta Italia che investe il volontariato e che se non ha un'attenzione nel più breve tempo possibile rischia di far saltare un po' la nostra voglia di essere volontari. Siamo 600.000 che operiamo tutti i giorni in tutte le realtà per valorizzare, per far crescere le nostre località, con la passione e con la voglia di dare qualcosa di più ai nostri territori.